Ormai tutto pronto per quest'ottava corsa, premio Cesare, un handicap a 2060 cavalli di categoria F a 2080 cavalli di categoria ED. Sono in 9 al primo nastro, 3 al secondo, 1 Montefato, Gianvito D'Ambroso, 2 Minta Broline, Sandro Miraglia, 3 Tilde Matti, Emanuele Ossani, 4 Velox Me, Edoardo Baldi, 5 Victory Ru 3B, Maurizio Cheli, in seconda fila 6 Ulisse 3B, Manuel Pistone, 7 Virtual Victory, Vincenzo Piscuoglio, 8 Running Almar, Giuseppe Lombardo, 9 Tenor Delun, Francesco Virzì, a 2080 10 Zenotab, Gianni Targhetta, 11 Rotocat, Nicola Bortolotti, 12 Vincent Trio, Marco Stefani. Cavalli che stanno entrando negli stradini dei nastri. Partenza sulla retta di là, lasciamo la parola allo starter. Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono il segnale, veloce Tilde Mati, sopravanzata da Velox Mail che prende il comando, poi all'esterno subito Sandro Miraglia con Minta Broline che va a chiedere strada. Vediamo, erano due fra i più attesi. Discussione animata fra i due con Velox Mail che vuole rimanere al comando, ma Minta Broline forza i tempi e passa dopo 300 metri violenti. Quindi in vantaggio Minta Broline 400 in 29,5 con partenza da fermo, al secondo posto Velox Mail a precedere Tilde Mati, poi Montefato. Ulisse 3B è quinta alla corda, poi vediamo avanzare al largo, ci sembra Running Almar con in schiena Tenor Delun, 600 in 45,3. In vantaggio il figlio di Quit Easy con Sandro Miraglia che conduce dopo lotta con Velox Mail che è seconda alla corda davanti a Tilde Mati. Poi Montefato in quarta posizione, giro in 1 minuto e 9 decimi, 15,6 la retta di là, con Minta Broline in vantaggio. Su Velox Mail ormai le posizioni si sono assestate con Tilde Mati terza alla corda. Curva che viene passata in 16, quindi viene fuori 1 chilometro in 1,17 scarso. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio lo svedese con in schiena Velox Mail. Il treno esterno è composto da Running Almar seguito da Tenor Delun, poi all'esterno anche Virtual Victory che precede Vincent Trio, 15,2 qui davanti alle tribune, Minta Broline a precedere Velox Mail, Tilde Matti e Montefato, poi Ulisse 3B e Rotocat. Questo è il treno interno, mentre Running Almar è all'esterno, curva passata in 15,8, siamo sulla retta di là con Sandro Miraglia che tiene sempre allegro il ritmo con il figlio di Quit Easy, sempre seguito da Velox Mail e Tilde Mati, mentre fanno fatica a venire su dalle retrovie, retta di là in 15,1, siamo sull'ultima curva con Minta Broline che precede Velox Mail e Tilde Mati, poi Montefato. Questo è il treno interno, ora sposta Emanuele Ossani con la femmina a 200 metri dalla conclusione, Minta Broline viene sollecitato, poi Velox Mail e Tilde Mati, ultimi 100 metri, si deve difendere Minta Broline dall'attacco di Tilde Mati e quell'interno di Velox Mail, alla fine Tilde Mati ha la meglio e viene a vincere su Velox Mail, Minta Broline, Montefato e poi al quinto Rotocat. Vittoria per Tilde Mati e Emanuele Ossani. Alla guida il training per il signor Franco Montanari, la figlia di Varenna, seguito sempre da terza alla corda, poi è spostato a metà della curva, a metà dell'ultima curva e con spunto secco e fresco è venuto a vincere molto bene. Al secondo per linee interne Velox Mail che aveva duellato con Minta Broline nei primi 200 metri, vediamo l'esultante Emanuele Ossani che viene a vincere con Tilde Matti, 8 anni, la figlia di Varenna, veramente
forma notevole. Vediamo che qui ha appena spostato e viene a attaccare il battistrada Minta Broline, che alla fine oltre alla femmina si deve arrendere anche a Velox Mail, mentre rivediamo, ennesimo piazzamento per Montefatto al quarto e Rotocar al quinto. È veramente tutto dall'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo l'appuntamento per domenica prossima.